Guide alpine torna l'allarme abusivi, improvvisati si rischia l'incidente. Geremia, presidente del collegio regionale della categoria, dice troppe associazioni di accompagnatori senza titolo. E questa è la notizia con cui apriamo la rassegna stampa di oggi, lunedì 7 ottobre. Siamo a pagina 14 del Corriere delle Alpi. L'articolo è a firma di Francesco Dalmas. Destagionalizzano anche le guide alpine. La stagione delle arrampicate e delle afferrate infatti non è finita, anche se la neve la sta ipotecando. Continua infatti la domanda di accompagnamenti da parte dei turisti italiani, ma soprattutto stranieri, sui percorsi delle quote più alte. Ma attenzione, raccomanda Enrico Geremia, presidente del Collegio regionale delle guide alpine. Ci vuole un doppio di prudenza e soprattutto bisogna stare in guardia degli accompagnatori abusivi, non garantiscono in professionalità. Le guide alpine in Veneto sono 125, poi ci sono 14 aspiranti e 61 accompagnatori di media montagna, in totale 200 patentati, di cui circa la metà in provincia di Belluno. Andrea Piccoliori, presidente delle guide alpine di Cortina, sta accompagnando dei clienti lungo la ferrata Michielli-Strobel e afferma: quassù c'è una bellissima neve, 40 cm circa, il panorama non potrebbe essere più bello di così. È immaginabile che riprendano le escursioni per godere di questo spettacolo, ma è necessaria la massima prudenza. Anzitutto sono indispensabili i ramponi, non sono sufficienti i ramponcini, e poi è necessario un abbigliamento e calzature appropriati. In particolare occorre prestare la massima attenzione al ghiaccio. Questa neve va a sciogliersi e le temperature che scendono di notte la trasformano in ghiaccio. Scusate. Meglio insomma affidarsi a una guida alpina patentata, non improvvisata. Non solo, è da tenere presente che la gran parte dei rifugi è chiusa, quindi in quota non ci sono presidi. Ieri ha fermato l'attività al Biella, fino a fine mese continueranno il Palmieri e Città di Fiume. Lauronzo concluderà domenica prossima. E come dicevamo è allarme abusive. Il coordinatore delle guide alpine del Veneto consiglia di affidarsi all'esperienza di veri professionisti. Ritorna insomma il tema degli abusivi che tanta polemica aveva suscitato l'autunno scorso. Ci sono associazioni di accompagnatori che si qualificano come sportive ma che non hanno i titoli professionali per specifiche attività, quali l'arrampicata o l'assistenza sulle ferrate lungo i percorsi attrezzati. Si improvvisano organizzatori di gite, escursioni, uscite in quota senza essere professionalmente preparate per l'assistenza. Approfittano del fatto che mancano i controlli e le verifiche. Quindi le guide alpine, quelle vere, quelle con il patentino, dicono di prestare la massima attenzione, lanciano appunto questo allarme e suggeriscono di stare molto attenti agli abusivi per evitare incidenti in montagna. Continuiamo con il Corriere delle Alpi. C'è un altro articolo a pagina 18, sempre a firma di Francesco Dalmas, giochi posti letto per le forze dell'ordine, gli albergatori e lo spettro precettazione. Non si trovano le 450 camere e la categoria dice possiamo cedere solo quelle che non servono a Fondazione Milano Cortina. Scusate per la tosse. Olimpiadi invernali, di questo passo si potrebbe arrivare alla precettazione delle camere per le forze dell'ordine. Secondo le disponibilità date dagli albergatori non si arriverà alla copertura dei 1117 posti letto necessari. L'ipotesi ha cominciato a farsi strada come l'ultima spiaggia. Faremo di tutto per evitarlo, replicano Stefano Pirro, presidente degli albergatori di Cortina, e Walter De Cassan, presidente provinciale di Federalberghi. Luca Zaia, presidente della regione, si dice certo che la Fondazione Milano Cortina farà in modo di risolvere il problema per tempo e in ogni caso richiama alla responsabilità tutti i soggetti interessati affinché non manchino di fare la loro parte, ricordando che la vera ricaduta delle Olimpiadi si materializzerà dopo l'evento, non nei 2 mesi dei giochi. Zaia è comunque netto. Senza le forze di sicurezza non si possono fare i giochi. Sono circa 450 le camere di cui la prefettura ha necessità e dovrebbero collocarsi all'interno di quell'area rossa che ha come riferimento Cortina, ma ad oggi 2 bandi prefettizi sono andati deserti. Il motivo? Le associazioni degli albergatori attendono che per la fine dell'anno Fondazione Milano Cortina comunichi il numero esatto delle camere occupate fra le oltre 2.000 prenotate sulle 3.500 disponibili nell'Ampezzano. Le stanze che la Fondazione eventualmente ci libererà saranno tutte messe a disposizione della prefettura.
Il provvedimento sarebbe adottato in extremis, il tempo infatti stringe, manca ormai poco, ricordiamolo. A pagina 19 la notizia di una conferma: Renzo Bortolotti guida ancora la Magnifica, lavoriamo per l'unità del Cadore. Tra gli obiettivi la riapertura del Gran Caffè Tiziano, festa per i 150 anni dell'ente e fotovoltaico a Cimagogna. E ancora Renzo Bortolotti, per la quarta volta consecutiva, il presidente della Magnifica Comunità del Cadore. Ad affiancarlo un vice come Emanuele D'Andrea. Un incarico nel segno della continuità, certo, ma anche dell'unità fra tutti i territori del Cadore. È compito di tutti noi testimoniare con i fatti che questa unità è possibile, è vera ed è la forza che ci consentirà di costruire insieme il futuro del Cadore, dice il neoeletto. Nasce quindi con un appello all'unità questo quarto mandato, come si evince anche all'interno del documento programmatico 2024-2029, presentato per la sua elezione e apprezzato dagli amministratori. Sono molti i punti che Bortolotti e la sua squadra intendono portare avanti da qui al 2029, a cominciare da quanto evidenziato nel Green Deal Cadore 2030 che ha portato alla costituzione dell'intesa programmatica d'area. Tra le iniziative per i 150 anni della Magnifica che si celebreranno il 20 ottobre 2025 e per cui l'ente inizia a ragionare, c'è poi il progetto di riapertura del Gran Caffè Tiziano grazie ad un gruppo di imprenditori che si sono messi in gioco per far ripartire l'attività. E poi ancora vogliamo recuperare Palazzo Jacobi Solero per realizzarne il Museo del Novecento, ma per questo dovremo trovare le risorse, visto che non abbiamo ottenuto i fondi del PNRR. La Magnifica vuole rilanciare anche la casa del Tiziano, la casa natale di Tiziano, dove sono in fase di avvio i lavori di restauro conservativo e il miglioramento dell'accessibilità anche ai disabili in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026. Andiamo avanti, leggiamo un ultimo articolo, degli ultimi articoli qui sul Corriere delle Alpi e poi passiamo al Gazzettino. A pagina 20 si parla di salute e territorio. Unifarco aiuta l'ospedale a combattere l'osteoporosi. L'azienda farmaceutica dona un ecotomografo portatile a Santa Maria del Parato. Il plauso dell'ADOS, la densitometria ossea si potrà fare senza trasferte a Belluno, ne scrive Laura Milano. Una nuova possibilità di diagnosi che va ad arricchire il parco tecnologico del Santa Maria del Prato di Feltre. L'offerta Unifarco Luz Dolomiti con la donazione di un apparecchio con tecnologia ultrasuoni per studiare l'osteoporosi. La grande azienda farmaceutica che ha sede a Santa Giustina, connotata da un mecenatismo che si riverbera in vari settori del territorio feltrino, ha espresso infatti la volontà di donare all'ospedale di Feltre un ecotomografo portatile ultrasonografico multispecialistico denominato EcoStation. Un dispositivo, come si evidenzia dalla delibera con cui l'ULSS ha accettato formalmente la donazione, basato su tecnologia ultrasuoni da utilizzare per la diagnosi precoce dell'osteoporosi mediante scassione addominale e femorale, che consente la stima della densità minerale ossea delle prime 4 vertebre lombrari e del femore prossimale attraverso appunto la densitometria. L'esame è spesso prescritto alle donne una volta arrivate alla menopausa e, come si diceva, questa donazione e questo nuovo macchinario che sarà disponibile al Santa Maria del Prato eviterà quindi alle donne feltrine le trasferte a Belluno. Zucca Santa d'applausi, che abbiamo argomento, folla alla festa di Caorera. Il meteo, grazie alla giornata conclusiva della kermesse organizzata dalla Proloco, soddisfatti i volontari per la riuscita della sagra che corona un anno di impegno, e ci sono anche diverse fotografie che mostrano alcuni momenti dell'evento. E anche una foto che scrive come le offerte saranno utilizzate per la ricostruzione della sede degli alpini di Vas, ne scrive Stefano De Barba. Il meteo, che ha fatto le bizze durante la stagione della coltivazione, penalizzando la produzione 2024 di zucca santa bellunese, alla fine ieri si è riscattato, regalando una giornata da incorniciare al gran finale della 29esima sagra della zucca a Caorera. Una grande soddisfazione per i volontari della Proloco di Caorera e delle molte realtà associative della vallata che hanno dato una mano, come gli alpini di Vas, che si sono occupati della gestione dei parcheggi, raccogliendo offerte per ricostruire la sede distrutta da un incendio.
Notevole l'affluenza, come ormai da tradizione, con i visitatori richiamati dalle proposte gastronomiche della sagra che ben prima dell'ora canonica del pranzo si sono messi in fila nel capannone centrale e negli stand esterni per degustare le specialità a base di zucca, dagli gnocchi al risotto. Quindi grande soddisfazione per la riuscita della giornata. E poi ancora il Piave DOP di Latte Busche convince 2 giurie al Caseus, giuria tecnica formata da chef ed esperti del settore e giuria popolare formata da un campione di consumatori hanno votato alla stessa maniera. Il Piave DOP, formaggio di punta della produzione di Latte Busche, è il vincitore assoluto della categoria DOP stagionati, quindi una buona notizia. E nella foto c'è il presidente di Latte Busche, Modesto De Cette, che ritira il premio. Come anticipavo, passiamo ora al Gazzettino, restiamo scusate per la tosse, mi dispiace davvero tanto. Passiamo al Gazzettino e andiamo a leggere una notizia che riguarda sempre diciamo la produzione lattiero-casearia, sempre questa tematica importante per il nostro territorio. Recupero, scusate l'edizione, c'è stato un problema nel caricamento, abbiate solo un attimo di pazienza. Appunto si parla adesso nell'articolo che andrò a leggere sul Gazzettino della carenza di produzione di latte che sta mettendo in seria difficoltà il settore. Adesso andiamo a leggere la notizia. Arrivo subito, vi recupero l'edizione del giornale. Eccoci qui, un attimo solo. Intanto vediamo qui sul Corriere se ci sono altre cose, appunto altre notizie importanti. Diamo ancora un occhio alla iniziativa del Caseus. C'erano anche, oltre ai produttori veneti, anche 29 realtà casearie da tutta la penisola. Quindi il Piave DOP diciamo ha trionfato non solo a livello veneto ma anche a livello nazionale, vista la presenza appunto di produttori e di specialità da tutta Italia. Ecco qui che intanto recupero l'articolo del Gazzettino, recupero il giornale. Sono nell'area personale, datemi ancora un secondo, mi dispiace per il problema che si è verificato questa mattina. Eccoci qui e andiamo subito a aprire le pagine che riguardano il territorio della provincia di Belluno. Siamo a pagina 26 se non erro e come anticipavo c'è questo problema che riguarda la produzione del latte. Andiamo a prendere il Gazzettino, eccolo qui. Meno latte, il prezzo continua a salire, più 60 centesimi al litro. La calda estate ha causato un calo del 10-15%, spiega Confagricoltura, e dai dati dell'Osservatorio del Veneto Agricoltura la cooperazione paga di più. Agricoltura, luci ed ombre, questo diciamo l'argomento del titolo. Ne scrive Claudio Fontanive. Era nell'aria, la calda estate che ci siamo lasciati alle spalle ha diminuito la produzione del latte con conseguente superamento del prezzo e la carenza di mais sembra portare verso un'ulteriore impennata dei costi per alimentare gli animali. Nel primo semestre del 2024 i prezzi alla stalla hanno mostrato in generale una sostanziale stabilità, seguita da una lieve crescita nelle ultime settimane. I valori sono leggermente aumentati in Veneto, passando da 50 centesimi al litro di gennaio a 51 centesimi al litro di giugno, con un trend quindi positivo seppur contenuto. Nonostante questo incremento, secondo i dati dell'Osservatorio Latte dell'Ismea, la media dei primi 6 mesi del 2024 risulta inferiore dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel nostro territorio il latte è remunerato più della media regionale, afferma il presidente di Confagricoltura Belluno Diego Donazzolo. Ora il prezzo continua a salire in quanto sembra ci sia una minore produzione, in parte dovuto alle altre temperature dei mesi scorsi che ha causato una diminuzione del 10-15%. Quindi l'industria è alla ricerca di maggiori quantità
che è disposta a pagare maggiormente. Anche nei mercati esteri stiamo riscontrando una minore disponibilità di latte, mentre le previsioni fino a fine anno per il bellunese è che il prezzo possa aumentare fino a appunto 60 centesimi in più al litro. Per chi volesse approfondire c'è questo articolo sul Gazzettino. E ieri favole dal balcone per 250 famiglie, ne scrive Olivia Bonetti, l'evento organizzato da Pomidottone ha portato in centro tantissime appunto famiglie. Arrivati anche dal Friuli per una manifestazione unica in Italia che apre le finestre per raccontare tante storie. Tra i temi trattati anche la morte e l'immancabile storia dell'assurdità della guerra, ne parliamo in ogni edizione. Da Lignano, da Udine e un esercito di bellunesi. C'erano oltre 250 famiglie ieri arrivate anche da fuori regione per l'evento unico in Italia Favole al balcone. Un evento arrivato alla 17ª edizione, ideato e condotto dall'associazione Pomidottone, presieduta da Valentina Rosson e fondata nel 2008 da Francesco da Ponte. 5 le storie, 5 i cantori e 5 i palazzi, formula consolidata negli anni con l'obiettivo dichiarato dell'associazione di unire tutta la famiglia con spettacoli e attività ludico-educative. La partenza è stata in Piazza dei Martiri, dove la carovana di bambini e genitori, guidati da figuranti in abiti medievali, dagli sbandieratori di feltre e dai tamburini, è partita per il sentiero di Fiaba. Arrivano poi i cantastorie Massimiliano Zampieri, Marco Corazza, Michela Broi, Cristina Gianni e Francesco Marchi. E appunto fra gli argomenti trattati anche quello dell'assurdità della guerra, di cui se ne parla in ogni edizione. Dalle fotografie pubblicate si vedono le tantissime persone che hanno partecipato alla manifestazione di ieri. Migliaia per la zucca, lo leggevamo anche prima sul Corriere delle Alpi. Leggiamo un'ultima notizia prima di chiudere. Ponte nelle Alpi, siamo in questo caso Scout, 50 giorni di festa per 50 anni di storia. Al via sabato, lungo calendario di iniziative per il gruppo di Polpette che celebra mezzo secolo di attività e di avventure. Tutto iniziò nel 1974 su iniziativa di Don Pietro Dall'Amico. Da allora è cresciuto e mantiene uno sguardo rivolto al futuro. 50 giorni di festa da 12 ottobre al 30 novembre, uno per ciascuno dei 50 anni di attività dello scautismo di Polpette di Ponte nelle Alpi, e il gruppo, sempre molto attivo, ha previsto un ricco calendario di impegni proposti non solo ai soci del gruppo, ma aperti anche a tutta la cittadinanza. L'avvio è dunque previsto per sabato 12 ottobre. Il palinsesto di quella giornata prevede l'alzabandiere e l'apertura ufficiale di 50 giorni appunto del cinquantennale. Durante il pomeriggio verranno inaugurati il campo fisso realizzato dalle 2 alte squadriglie del reparto guide Fiamma Viva e dal reparto esploratori Voyager. Nella stessa giornata anche per la mostra fotografica e dei ricordi che sarà allestita presso il Filò Sant'Andrea di Polpette. Quindi, come scrive Giovanni Santin, tantissimi eventi. E il mese di novembre sarà invece punteggiato da 3 incontri, un miniciclo di appuntamenti aperto all'intera cittadinanza e dedicato ai temi dell'educazione di bambini e ragazzi, organizzati anche grazie al patrocinio del Comune di Ponte nelle Alpi e a sostegno di diverse associazioni locali. E la storia dello scautismo Polpette nasce nel 1974 per iniziativa di Don Pietro Dall'Amico in servizio presso la parrocchia di Santa Maria Nascente e di alcuni giovani. È questa la data delle prime proposte. E con questa notizia andiamo anche a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e il canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti grazie per l'ascolto, un buon inizio settimana e a prestissimo. Ciao, a presto!